Buongiorno, 11:30, abbiamo un'ora circa, poco più, per questa giornata. Vi rinnovo il buongiorno, il benvenuto a Soligo in Rete. Come leggete la meeting sull'informazione, siamo alla quarta giornata, abbiamo iniziato martedì con una serie di incontri fra giornalisti, operatori del mondo economico, imprenditori, operatori dell'informazione, insegnanti e studenti. Oggi è il turno degli studenti. Ovviamente parlare di informazione oggi significa parlare quasi esclusivamente di web. C'è un percorso, direi quasi irreversibile, dalla carta verso il web, il che non significa che sparirà la carta, non spariranno né i giornali né i libri, però stiamo andando sempre più verso un mondo digitale. Anzi, loro sono già nativi digitali, no? Come abbiamo detto anche prima. I vostri fratelli o sorelle più piccole sono mobile born, quindi nati mobili. Quindi è un mondo, come vedete, in continua evoluzione che non so se purtroppo o per fortuna, ma comunque si affianca sempre più all'evoluzione tecnologica. Oggi siamo qui appunto per parlare di web e di giovani, quindi di web utile ma anche di web rischioso. E lo facciamo con Don Fortunato Di Noto, che è un sacerdote, è un parroco, è anche un vicario foraniale, è un docente universitario e fondatore dell'associazione Meter. Magari, se avete tempo, soprattutto gli insegnanti, vadano pure sul sito Meter. In ogni caso è non perché è ospite qui, ma perché è unanimemente riconosciuto il massimo esperto in materia appunto di rapporto fra giovani e web, e soprattutto con alcuni riflessi negativi su questo rapporto. Massima istituzione, tanto è vero che è consulente di numerose procure, consulente anche di qualche ministero, e poi ci spiegherà lui nel dettaglio di cosa si occupa. A fianco a lui c'è l'avvocato Maria Suma, anche lei fondatrice con Don Fortunato Di Noto dell'associazione Meter, avvocato quindi che esercita la professione ed è anche tutore presso il Tribunale Minorile di Catania, quindi segue delle pratiche di affidamento di bambini vittime di violenze e che magari a volte sono segnalati proprio dall'associazione Meter. Io vi lascio seguire questa lezione. Ricordo che questa lezione sarà video ripresa da Soligo in Rete. Troverete, non oggi ma da domani, troverete anche il filmato su soligoinrete.it. E basta, non vi tedio ulteriormente. Cedo la parola al professor Bruniera, che è il vostro coordinatore, per una breve introduzione, poi lasciamo lo spazio ai nostri relatori. Grazie e buona giornata. Grazie. Allora, il mio compito si esaurisce con due aspetti. Il primo è quello di ringraziamento nei confronti di chi ha organizzato questa iniziativa. Quando a luglio ci hanno detto se era interessante per noi, per l'istituto, per gli studenti, abbiamo detto certamente. Avremmo avuto il piacere che tutto l'istituto fosse coinvolto in questo, ma per motivi logistici purtroppo abbiamo
potuto solamente dedicare questa iniziativa ai ragazzi del biennio e alle ragazze della terza delle scienze umane. La seconda cosa è, vorrei tranquillizzare tutti, cercheremo di impegnarci per terminare alle 12:35 per potervi consentire poi di arrivare al Corriere in orario. Quindi non agitatevi, non preoccupatevi, non continuate a guardare l'orologio, ma seguite quanto vi verrà detto da Don Fortunato Di Noto. Grazie. Innanzitutto buongiorno, vi ringrazio della vostra gentile presenza, spero che non sia stata una presenza obbligata, come si dice, no? Ma che anche da parte vostra ci sia l'interesse per ascoltarci. Spero che non abbiate nessuno qualche problema per il fatto che porto un colletto e quindi sono un prete, magari qualcuno ce la potrebbe avere contro i preti, quindi. Però no, al di là se guardarmi come prete, guardatemi come persona umana che cerca in tutti i modi, assieme ad altre persone, ecco, di stare dalla parte dei più piccoli, dei più deboli, anche in riferimento e legato alle nuove tecnologie. E veramente il tempo è così tanto breve che cercheremo in tutti i modi di sollecitarci, di metterci in dialogo, cercare di capire dove e perché questo incontro ha una sua funzione non solo educativa, ma anche, perché no, di aprire un po' gli orizzonti. Perché faccio alcune domande come ho fatto nell'ora scorsa. Chi di voi utilizza internet? Alzi la mano. Mi preoccupa questo. È una domanda retorica. La domanda è retorica. Chi di voi ha un cellulare? Chi di voi ne ha due? No, veramente, non scherzo. Due, chi ce ne ha due? Qualcuno ce l'ha? Vabbè, no, per sapere. Bene. Chi di voi ha un profilo su Facebook? Facebook, ok. Instagram? È cambiato il mondo. Però ce l'avete comunque su Facebook anche, no? Sì, certo. No? Sì, vabbè. Diciamo un 60%, bene. Bene, queste domande sono importanti. Chi di voi ha pubblicato foto su Instagram? Come non detto? Chi di voi mi darebbe le foto? No, è importante, ascoltate. Allora, abbiamo detto che chi di voi ha pubblicato foto, giusto? Ma chi di voi darebbe a sottoscritto delle foto? No, è importante questa domanda. Guardate che è significativo il fatto che non avete alzato le mani. Cioè, quindi, in poche parole, a quello che abbiamo capito, voi avete pubblicato le vostre foto. Voi sapete che significa pubblicare una foto, no? E pubblicare? Renderlo pubblico. Se stessi. Cioè, voi in poche parole avete messo su un social network le vostre foto e anche le vostre informazioni, anche le vostre informazioni personali molto probabilmente, e vi state ponendo sicuramente la domanda e il problema se per caso potreste dare delle foto al sottoscritto, giusto? Le foto. Cioè, tu che pensi come foto? Quelle di Instagram, li posso prendere quelle? Cioè, me li posso prelevare? No, è una domanda importante. Ascoltate, se no perdiamo troppo tempo, abbiamo pochissimo tempo. Sto dicendo, me li posso io prelevare? Scaricare? Allora, guardate, io sono venuto già mezzo ubriaco. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo detto, e ora però andiamo al dunque. Abbiamo detto che voi, giustamente, avete pubblicato le foto. Ora vi sto chiedendo, me li posso prelevare, me li dareste le foto? E avete detto no, però te li puoi prendere da Instagram. Quindi io li posso prendere da Instagram? Sì o no? Sì. Qualcuno dice no però. Allora, uno. Shh. Perché? Puoi avere il profilo privato, sei sicura? Su internet tu hai un profilo privato? Al 100%? Va bene.
Come vedete, cari ragazzi e ragazze, le informazioni non è che sono tanto corrette. È come dire che io ho messo anche delle foto su Facebook e sono convinto che, essendo un profilo che ho restretto, cioè nel senso ai miei amici, forse c'è qualcuno che siamo convinti che non possiamo assolutamente vedere. Ma in effetti non è così. Allora io voglio dirvi questo qua. Vedete, noi viviamo in una società, vi invito anche, se possibile, a guardare qualche slide che sarà pubblicata. È una società, l'abbiamo capito, di una grande comunicazione, una comunicazione che ci mette in contatto, però è anche vero che molto probabilmente abbiamo sì cellulari, Samsung 6, abbiamo profili su piattaforme di social, abbiamo eccetera eccetera, e noi usufruiamo di questo tipo di comunicazione. È come dire che, come una specie di frigorifero per mettere degli alimenti ed evitare che vadano a male, io ho questa possibilità positivissima, ripeto, positivissima, eccellente, bella, però senza capire ciò che veramente sta accadendo. È come dire che io dico, guarda, mi piacerebbe guidare, mi prendo anche la patente, cerco di prendere la patente, prendo anche la macchina, però poi di fatto non sono andato mai a scuola guida, cioè nel senso nessuno mi ha insegnato come guidare, pur avendo la patente. Allora cosa voglio dire? Voi avete questo strumento straordinario di comunicazione, però molto probabilmente non capite le maglie che stanno dentro, il mondo sta cambiando. Ne avevamo parlato, siete nativi digitali, ci sono i mobile born, ma c'è anche un'altra realtà che si sta affacciando. Io spero di avere un minuto di farvela vedere. È un'altra realtà nuova. Ma guarda, ma sono passati neanche pochissimi anni. È cambiato tutto. Voi tenete conto che io sono stato nell'89 uno dei primi al mondo, anche in Europa, ad avere accesso a internet. Quindi nell'89, voi ancora non eravate neanche nati. Quindi ho visto crescere questo mondo senza rendercene conto. Noi siamo dentro questo mondo, non usufruiamo il mondo. Voi lo sapete benissimo che c'è una terza realtà, che non ci sarà più neanche il cellulare, c'è questo, diciamo uno dei più moderni, il touch non ci sarà più, perché ci sarà il touch nel mondo dell'atmosfera. Cioè noi, è vero, io già l'ho provato, va bene, tu fai così e ti apre lo schermo. Noi siamo dentro questo mondo, senza renderci conto. Il problema, e finisco con questa altra battuta, è che anche si sta modificando l'uomo, credetemi, sta cambiando. Cioè non siamo più l'Homo sapiens di una volta, siamo sempre uomini, ma con una dimensione veramente incontrollabile, perché ci sta permettendo di percepire tante cose. Dicevo ai vostri compagni l'ora passata che, vi faccio capire, l'uomo come è composto, quali sono i sensi dell'uomo? Tatto, udito, vista, gusto e olfatto. Bene, voi dovete tener conto che il web è ormai arrivato ad avere, non dico tutti i sensi, ma quasi. L'ultimo è questa novità che vi farò vedere, che io l'ho provata. Noi abbiamo già il tatto. Perché il tatto? Il touch. Ovviamente. Voi dovete sapere, non ve la prendete a male, signorinelle qua davanti. Vi posso abbracciare? Posso scendere? Ti posso abbracciare? Ascoltate. Dice, ma abbracciare. Già io ho fatto lo stesso, ho detto abbracciare, tu ti stai ponendo il problema, ma questo mi deve toccare. Giusto? Giusto? Cioè, se io ti abbraccio devo toccare. Stranamente, alcuni di voi oggi io li ho toccate. Perché sono andato nei vostri profili, ho preso le vostre foto e con il touch vi ho toccato. Voi direte, e che c'entra? È un conto il tocco reale, è un conto il tocco virtuale. E invece non è così, imparatelo già da ora. Vedete quanto è importante educarsi? Perché anche il tocco virtuale è il tocco reale. Voi immaginate se ogni giorno, voi sapete che in Nuova Zelanda un maniaco prende le vostre foto e vi tocca ogni giorno, vi apre, vi prende la parte che gli interessa. Non sareste un po' infastiditi? Sì o no? Pensate che c'è qualcuno che delle vostre foto che avete caricato, si è ricaricate lui, ha fatto la sua cartella e ogni giorno le vede e le tocca. Non sareste infastiditi? Io enormemente.
perché la virtualità è reale. Allora, questo è fondamentale. Poi abbiamo, quindi il tocco, guardare. Voi immaginate, hanno fatto delle app interessantissime anche per i ciechi, che possono riuscire a guardare attraverso una percezione particolare anche attraverso il web. Il guardare. Ma voi vi piacerebbe che sempre qualcuno vi guardi? Ponete caso che ponete caso, no, ma so che vi sta venendo un po', però dovete imparare queste cose, perché vedete che Internet non è un gioco, cioè a voi vi sembra che questo sia un giocattolo. Questo qui, credetemi, è una potenza di comunicazione che voi neanche immaginate, che se non ne utilizzate il 10%, quelli più esperti, ce n'è qualcuno dei vostri compagni che vedevo che era un po' più esperto, forse se non arriva al 30%, ma di questo voi non utilizzate il 100%, perché se lo utilizzasse veramente vi posso garantire che è qualcosa di serio. Ora, un tempo c'erano le cosiddette guerre atomiche, la paura della guerra. Oggi ci saranno nuove guerre. Guardate che fra 5 anni ce ne accorgeremo di più, che la guerra digitale sulle identità, cioè dire tutto quello che voi state caricando per scherzo, per stupidità, per gioco, per condivisione, per goliardia, tutto non è cancellato. Le grandi società che ci hanno dato questi servizi, ecco, del web, questi social, queste piazze, va bene, virtuali, stanno incamerando tutte le nostre vite. Non dimenticatelo mai, e non è una battuta quello che sto dicendo, va bene? E quindi capite quanto è importante, quindi capite anche la questione del guardare. A te piacerebbe che io stasera vado a casa tua, mi metto davanti alla finestra e ti guardo 24 ore su 24? Ti piacerebbe? Ti piacerebbe? No. Ebbene, voi dovete sapere che il profilo su Facebook ti guardano 24 ore su 24 ore, prendiamo soltanto Facebook, con la potenzialità di 1.700.000.000 di persone che possono guardare dentro casa tua, dentro il tuo profilo. Questo che significa? Che non dobbiamo utilizzarlo? No, dobbiamo utilizzarlo. Ma come lo dobbiamo utilizzare? Educandoci a utilizzarlo bene. Se no noi immettiamo tanto di quella vita che poi ci sfugge nel controllo della vita stessa. Dicevamo stamattina, qualche ora fa, quando è interessante, alcuni dei coetanei che muoiono in un incidente stradale e i loro profili ancora sono lì. A chi appartengono? Di chi sono? Chi li gestirà? Facebook in questo momento ha più di 180 milioni di profili di persone che sono morte e sono profili che sembrano attivi, ma invece non c'è più la persona. Allora comprendete che la società delle informazioni veramente è complessa, ci sta ormai inglobando. È una società che è il cosiddetto mi piace. Un tempo, fino all'83, voi non siete ancora nati, avevo 20 anni, va bene, in famiglia si parlava così, si parlava a tavola. Ormai, dopo 32 anni, tenete conto che si parla così, ci raccontiamo facendo con il mi piace o postando anche quando ci mangiamo una pizza. Cioè è impressionante, io quando vado a mangiare la pizza vedi i giovani, e non soltanto giovani, gli adulti poi non ne parliamo, va bene, che mentre tu mangi la pizza, quell'accanto chatta con te. No, voi dite no? Perché ha sviluppato anche la cosiddetta dipendenza da internet. C'è una dipendenza. Voi lo sapete che ormai moltissimi giovani, e non soltanto giovani, va bene, fanno un percorso terapeutico per la disintossicazione della dipendenza da internet. Voi direte, ma non è possibile. Chi supera i 5 ore al giorno, già c'è il rischio che diventa un dipendente. Allora, voi direte, ma è che ci sta facendo un po' di terrorismo. No, me ne guarderei, non ho questa intenzione. Però capite quanto è importante questo. Allora, educarci ad un'altra opportunità, perché se noi non affrontiamo queste cose, automaticamente, ecco, noi non conosciamo, utilizziamo, ma non conosciamo. È come dire, voi che siete seduti su una poltrona, tenete conto che dietro una poltrona c'è un architetto che l'ha programmato, che l'ha pensata, che l'ha ideata. Noi abbiamo questi fari, ma c'è dietro qualcuno che l'ha pensato. Internet l'ha pensato qualcuno. I grandi guru di oggi, i guru nel senso della tecnologia, sono Bill Gates e tanti altri, ecco, che hanno pensato che attraverso la tecnologia
noi possiamo, tra virgolette, fornire dei servizi, dominare le persone e far sì che la loro vita possa diventare una vita duratura, permanente e soprattutto capace di poterla gestire. Vedete, un tempo c'era la bomba atomica, negli anni 60-69, era perché dovevamo stare attenti, se qualcuno ci mandava una bomba atomica, che so, in America o in Russia, allora si facevano i bunker e si creava un nodo di comunicazione, per dire, dopo la bomba atomica sappiate che ancora esisto. La comunicazione serviva a questo, far capire che ancora esisto, che ancora vivo. Vi faccio un esempio. Quando è stata l'ultima volta che seriamente avete parlato con lealtà nella confidenza a un vostro compagno o una vostra compagna? Possibilmente viene più facile su internet. Per giunta i muri inibitori si abbassano e automaticamente voi potete essere molto più liberi, anche con persone sconosciute. Chi di voi non ha 2000 contatti, ma la domanda è questa, ma li conoscete tutti? Forse ne conoscete una trentina, una ventina. Io ho 5.000 contatti su Facebook, se non ne conosco una trentina, amici miei. Gli altri manco so chi sono. E sono sicuro che dall'altra parte c'è qualcuno che non è quello che è. Io ho dovuto fare per studio un profilo femminile di una ragazza di 20 anni, va bene? Un po' con fotografie un po' ritoccate, eccetera, eccetera, e mi presentavo al mondo come una ragazza. Ebbene, voi dovete capire che moltissimi dei compagni miei, degli amici miei che erano sul mio profilo ufficiale, hanno chiesto l'amicizia a questa donna, giovane donna, inesistente, ma per loro che esisteva, e invece ero io, va bene? E non vi posso descrivere quello che queste persone, papà, mamme, giovani, mi chiedevano. La spersonalizzazione della persona. Allora capite quanto è importante questo lavoro, questo impegno. Perché è vero, possiamo anche finire, vi state annoiando, però sono certo che sta suscitando dentro di voi delle emozioni, delle situazioni, dei pensieri, quei pensieri che ci permettono di andare oltre. Anche una curiosità, forse queste cose non ve le ha dette mai nessuno, o forse l'avete sentito una volta ogni tanto al TG o eventualmente a scuola, però è anche vero che è un nuovo modo di educare ad una vita intelligente e sana, va bene? In un mondo che è bello, l'ho già detto, positivo, l'ho già detto, ma che necessita una permanente educazione per saperlo vivere, se no ci disperdiamo. Sapete cosa diventiamo noi? Ci sono, è vero, le periferie esistenziali, dice Papa Francesco, ma ci sono anche le periferie tecnologiche, i naufraghi di internet. Ecco, io 25 anni fa ho imparato e ho scoperto che ci sono tante persone che naufragano in questo mondo e veramente diventano dei naufraghi, non certamente quello della TV dove ci sono le telecamere e i dottori, ma si arriva a non saper più gestire le relazioni e anche internet. Cosa viaggia in rete? Tutto, cari amici, cari ragazzi e ragazze, tutto, credetemi, viaggia tutto e tutto viene ripreso. Tutta la nostra vita è in rete, anche quando non ce ne accorgiamo. Voi immaginate le telecamere che sono fuori le vostre piazze per controllo di sicurezza. Tu passi e ti riprendono. Possibilmente quelle rimangono alla polizia locale, ma possono anche essere divulgate nel mondo di internet. Ecco, 7 miliardi di utenti, siamo di più da questo punto di vista della popolazione sulla Terra, ma che tutto viene immesso in rete. Ecco, la tecnologia può essere di aiuto, lo sappiamo tutti, è straordinaria, ma la tecnologia può essere anche ridicola perché altri non capiscono. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Was ist? Potete capire che il nonno che è stato regalato per il compleanno un iPad, ecco, lo utilizza come tavoletta per tagliare le verdure. Ma in effetti è vero che mi piacerebbe molto, ma non c'è il tempo, perché sapete questi incontri, ma è già importante farli, richiedono anche uno spazio che ci permette anche di interloquire, di capire, ma
casomai poi vi lasciamo la nostra email se qualcuno vuole interloquire dopo. Però è anche vero che mi farebbe tanto piacere sentire il vostro stato d'animo, cioè che cosa state sentendo già in questo momento, in questo quarto d'ora già passati insieme, perché in effetti c'è una specie di imposizione intercalante da parte del papà che dice alla mamma che il bambino, il vostro figlio deve fare qualcosa, ma anche il figlio dice che voglio fare qualcosa, tirare una martellata all'orsacchiotto perché già l'orsacchiotto mi sta dando fastidio. È molto probabile che tutto questo non è che io sto dando delle chiavi di lettura, né tantomeno delle chiavi per la soluzione del problema. La cosa più importante, forse, dobbiamo capire che cosa sta accadendo nel nostro modo di relazionarci nel mondo di internet, nel mondo del web. Vi ricordate quando avete fatto il profilo su Instagram e su Facebook, quando gradualmente le persone vi hanno contattato, man mano automaticamente la vostra vita quasi quasi è diventata al centro del mondo. Noi più contatti abbiamo, più siamo felici, più risposte abbiamo alla domanda che facciamo su Instagram, più siamo contenti. Magari poi sono delle risposte stupide, delle risposte inutili, a volte delle risposte invasive, delle risposte che sicuramente mi stanno facendo male, risposte di altre persone che io non conosco e che stanno condividendo in altri profili di cui io non so più gestire. Voi immaginate una cosa del genere, come fai a gestire un giudizio negativo su di te quando accade? Vuoi distruggere oggi una persona, non è una battuta, mettila su Facebook, mettila sui social, li distruggi nel vero senso della parola, o cambia profilo o cambia nazione, ma anche che se cambi nazione ti ritrovi sempre la stessa cosa. Allora comprendete che questo mondo vi appartiene, è il vostro mondo. Ecco, abbiamo messo la nonna, abbiamo messo il papà, abbiamo messo la sorellina, abbiamo messo il fratellino, ecco, abbiamo messo tante di quelle foto, no? Che giustamente per noi è importante, perché io voglio condividere la vita della mia famiglia, delle persone più care, senza capire se, ad esempio, se io vi chiedessi chi di voi vi ha dato il permesso di mettere la foto di una vostra sorellina che ha 4 anni. Dice, ma mia sorella? O chi di voi, capite? Quindi è un fatto che è legato molto alla percezione dell'opportunità, il tema di stamattina, ma anche del rischio e quindi della sicurezza. Evidentemente ho messo anche le mie foto, in maniera tale che io posso essere visto e quindi la gente mi possa apprezzare, perché so che nel mondo non mi apprezza. Cosa viaggia in rete? Ora voi riderete sicuramente, come l'hanno fatto i vostri coetanei, i vostri amici. Riderete, ne sono fermamente convinto, però poi alla fine vi dico che forse non bisognava ridere. Però, diciamo, come già ce l'hai detto, ma riderete comunque, anche se ve l'ho detto. Ecco, cosa viaggia in rete? Era normale. Quest'ultima ragazza, tanto per intenderci, è una ragazza che era stata violentata nel parco, invece di aiutarla l'hanno videata e riviolentata mettendo il video online. Ecco, questa è la nostra percezione, no? Perché giustamente non percepiamo, oppure quelle ragazzine che hanno fatto le cubiste a casa loro e hanno messo poi il video, o non so chi l'ha fatto, però tenete conto che quelle ragazzine che avevano, quando fu fatta 15 anni, quel giochetto così di mettersi in posa per fare le cubiste, automaticamente quel video è in rete da più di 6 anni, quel video, va bene? Ora quelle ragazze hanno 20 anni, 21 anni, va bene? E sono sempre irrise, cioè ridono su di loro perché hanno fatto quel gioco e la gente ride. Voi non anche immaginate i commenti del video riguardo a queste ragazze che per scherzo, per gioco hanno messo online. E queste ragazze non riescono più a togliere quel video perché è rimasto lì e rimarrà lì per sempre. Allora voi capite che è vero che è bello condividere, che è bello fare video, che è bello fare selfie, autoselfie, eventualmente anche selfie nella vita tua personale. Io non riesco a capire qual è il senso di fare il selfie quando sei in bagno. Non riesco non riesco a... Cioè, ma scusate, ma tu faresti entrare a me... Ascoltatemi ragazzi,
Ma tu faresti entrare il sottoscritto nel tuo bagno mentre sei in bagno? E perché ti fai il selfie e lo metti sul social? Capite cosa voglio dire? Vuoi dire, vabbè, non è che sto dicendo che tutti, cioè dovete capirmi, io faccio l'esempio estremo per far capire cosa voglio dire, non è che sto dicendo che voi fate questo, me ne guarderei. Però comprendete che questa è una riflessione che dobbiamo fare. Ma qual è la ragione che io mi sto mangiando la pasta asciutta e per forza devo mettere la pasta asciutta? Oppure mi vomito e devo mettere il vomito? Cioè, qual è il motivo? Che schifo, ma giustamente. Quindi comprendete che, è bene che questo qua lo sappiate, guardate, imparare a misurare l'identità digitale, imparate queste frasi, magari a scuola li riprenderete, spero, perché si giocherà tutta la nostra vita su queste cose. Imparare la identità digitale, l'immagine in questo tempo, nel mondo della globalizzazione online, è il tuo biglietto da visita. Non so se rendo l'idea. Volete trovare lavoro domani? Vi posso garantire al 100% che le società e le aziende vanno a vedere cosa tu e come ti sei presentato anche quando eri giovane nei social. Non è una battuta. Perché è vero, è il biglietto di visita della nostra reputazione, di ciò che siamo, di ciò che come percepiamo la vita, di come me la presento la vita nel mondo. Allora vedete che state percependo che non è così semplice il fatto di dire vabbè ma io posto tutto, metto tutto, faccio tutto, sono libero, tanto del resto quando cancello non c'è più niente, poi Maria vi dirà di più. Lo faccio per scherzo, oppure immaginate nei social dove metti le informazioni personali, no? Giovanni Franceschino, maschio o femmina, e siccome ci sono le opzioni che tu puoi mettere anche altro, ed è giusto, tu hai un orientamento, fai quello che vuoi, puoi mettere quello che vuoi, però tu per scherzo hai messo un altro orientamento, un altro genere. Bene, tu lo sapete, voi sapete che quelle informazioni sono elaborate e vendute alle aziende. Tu magari l'hai fatto per scherzo o per solidarietà, però nel momento in cui hai delle aziende che non dovrebbero farlo, c'è una discriminazione sessuale sull'orientamento e tu hai messo che sei omosessuale, ad esempio, non sto parlando, ma mi avete capito il passaggio, Bene, cosa succede? Ma tu dici, ma io l'ho fatto per scherzo, per solidarietà al mio compagno, ma io non sono omosessuale. Scusi, ma lei avrà ammesso che è omosessuale. Noi, ad esempio, nelle nostre aziende in America o in altri paesi del mondo non prendiamo omosessuali. Capite cosa voglio dire? Sembra una battuta, una banalità, ma è una banalità che può fare emergere qualcosa di molto più grave, più particolare. Quindi, allora voi comprendete che è fondamentale, non è un gioco internet è una cosa molto seria. Internet sta cambiando il mondo, ora vado più veloce, perché devo farvi vedere alcune piccole cosette e rispettare anche i tempi. Allora la domanda è, lo utilizziamo bene? Come lo utilizziamo? In che maniera lo utilizziamo? Siamo capaci di essere capaci, di intelligenti, di saper filtrare le informazioni che diamo, saper dire quello che diamo. Guardate che non è una battuta, l'ho raccontato al direttore prima che andasse via, gli ho detto che a me hanno fatto un profilo falso, io il mio profilo ufficiale, Don Fortunato di Noto su Facebook e su altri social, però è anche vero che qualcuno con una wifi aperta a Bologna mi ha preso delle mie informazioni e ha fatto un profilo falso. Sapete come mi ha messo? Mi ha staccato col Photoshop la testa, col colletto da prete, me l'ha incollato su un corpo molto più formoso del mio, che non è formoso, va bene, nudo, mi ha messo accanto a delle donne prese online, nude, con sesso estremo che io dovevo, più o meno, nella virtuale sembra che facessi, e invece e mi ha sputtanato. Ma credetemi, la mia vita è stata per quel mese un inferno. E sta parlando uno che sa quello che dice e sa come difendersi. Un inferno. Abbiamo richiesto a Facebook le informazioni, mi hanno mandato per iscritto 4.800 pagine anche delle mie chat private. Questa è la dimostrazione che conservano tutto. Ed è un bene per un verso, dall'altro verso no, perché la tua identità può essere, non l'abbiamo mai rintracciato questo soggetto, perché lo ha fatto con un wifi aperto
e quindi di conseguenza è irrintracciabile. Allora voi comprendete che utilizzare sempre internet, ma utilizzarlo con intelligenza, perché vedete può distruggere anche le relazioni, l'abbiamo capito. Quindi internet è certamente nelle nostre case, nelle nostre tasche, l'abbiamo capito, ebbene, è uno spazio planetario enorme che siamo tutti coinvolti, e dall'altra parte non esiste su internet discriminazione, ognuno può vivere la propria vita, però non dimenticate mai che internet è una palestra di grande improvvisazione, ma su internet ci sono anche delle regole. È vero che sembra che non esistano regole, ma sono regole autoregolamentate, ma regole anche personali, cioè di relazione. Ecco. È vero che tu puoi trovare tutto, collegarti dove vuoi, ma anche dal bagno. Ormai non si va più in bagno senza collegarsi anche lì. Prima si leggeva un giornale, ora ci si collega. E dove sei? Non te lo dico, sto facendo pipì. Che mi interessa che tu faccia pipì. Comunque, ecco, i tablet e i smartphone sono ormai alla nostra portata. Ecco, è qualcosa di importante, però sapete, non si percepiscono, sia i genitori, ma sia anche noi, la vigilanza è ciò che noi immettiamo. Possiamo trasmettere emozioni, papà ti voglio bene, ma possiamo trasmettere emozioni anche in questa maniera. È il futuro, già in Giappone lo fanno, non è una battuta. Quindi ancora qui non è arrivato perché non abbiamo i soldini, neanche per pagare le tasse, figurati, dobbiamo pagarci questo tipo di servizio tecnologico. Ed è molto bello, perché tu comunichi la tua vita attraverso un touch, comunichi le emozioni attraverso un cuoricino, comunichi le emozioni attraverso un abbraccio virtuale, e invece possibilmente abbiamo tanto bisogno di un abbraccio reale una volta ogni tanto. Quindi comprendete che è un mondo che cambia, un mondo che tutti noi lo stiamo vivendo o lo stiamo, tra virgolette, subendo. Pertanto comprendete che su internet può passare di tutto, va bene? E cosa dobbiamo imparare? Imparare a riconoscere il tutto. Voi immaginate i tanti siti, i tanti portali che istigano all'odio, all'anoressia, alla bulimia, alla droga, al malaffare, alla criminalità, abbassando il livello di coscienza, abbassando il livello della percezione del danno che io posso provocare. Allora voi comprendete quanto è importante, perché tu devi mettere per beffeggiare un tuo compagno attraverso il cyberbullismo, tanto per prenderne una, ecco, tutta la vita di quella persona che magari in quel momento si trova in debolezza e in difficoltà, invece di aiutarlo. Sapete, noi umani possiamo diventare dei disumani, e questo non deve accadere, anche nel mondo di internet. Allora voi comprendete, va bene, perché ad esempio bisogna fare una circolare del Ministero di non utilizzare i cellulari in classe, ma hanno ragione, perché io vado a scuola per studiare, mica vado a scuola per riprendere o per giocare col cellulare, perdonatemi ragazzi, non sono un bacchettone, però è anche vero che è così, perché poi si arriva anche agli estremi e io posso benissimo fare dei filmati, ecco, in classe facendo lo stupido, riprendendo la professoressa. Ecco, possiamo sicuramente ridere, però è anche vero che non è giusto, non è corretto, non ne vale la pena. Oppure, ma mi sembra una cosa corretta e giusta? Mi sembra una cosa giusta che in classe io riprendo una mia compagna perché se la prende con la professoressa di religione e ne dice tutti i colori? Ai miei tempi queste cose non accadevano, ve lo posso garantire. Quindi, capite? Perché? Perché abbiamo abbassato il livello e poi per giunta pubblicarli online. Va bene? Ora, non voglio continuare con questi filmati, però è per farvi capire cosa sta succedendo. Allora, voi capite la percezione. Tiro le somme per passare la parola poi a Maria. Perché vedete, da parte nostra noi forse non abbiamo questa percezione, ma abbiamo sicuramente capito che molto probabilmente dobbiamo essere più responsabili, capaci di saper vivere il nostro mondo web in un mondo che è reale, ma che ci permette veramente, ecco, di vivere la nostra vita in maniera serena. Chi di voi non ha mai ricevuto delle cose, delle immagini, dei video imbarazzanti? Vi faccio un esempio ancora più banale forse. Sapete, quando ero io giovane, la donna noi la conoscevamo nei giornaletti pornografici, nei cartoon. E vi posso garantire che conoscere la donna, io parlo di uomo, da uomo, la donna con quelle cose vi ha distorto il cervello, questo vi posso garantire. La donna oggi, la donna e gli uomini, come vengono conosciuti?
Basta andare su internet, i servizi porno che si danno, è spaventoso. Cioè un'industria che prima dell'industria delle armi, ve lo posso garantire. Com'è che io percepisco? Com'è che io mi educo? Quelle immagini che vedo, quei filmati che vedo, ma voi pensate che sia la corretta relazione che deve accadere tra un uomo e una donna? No, bravi, mi fa piacere che lo dite. Però quelle cose ci formano, come il vasaio con la creta, va bene? E ci fanno rendere. Poi è normale che spunta la violenza alle donne, perché? Perché? Perché è un bombardamento continuo, senza filtro e senza capacità. Allora i giornali dicono tanto, ma i giornali dicono perché ci vogliono magari educare, oltre a metterci in allerta. Capite che i giovani, forse, voi, non confidate più nei genitori, non avete punti di riferimento. Il vostro punto di riferimento è qualcuno con cui comunque parlare, perché parlare, comunicare è la vita, vale più del pane, vale più di tante altre cose. Quindi esistono regole? Esistono. Esistono così tante regole che richiedono una soluzione impegnativa, una soluzione che ci permette comunque sia, ecco, di vivere la nostra vita con responsabilità. Allora, comprendete, internet è un potente mezzo, l'abbiamo capito, va bene? Per soddisfare qualsiasi esigenza e qualsiasi domanda. Concludo, va bene? Per porvi una domanda. Ecco, ad esempio queste immagini. È un prete vero e una suora vera che si stanno baciando? Sì o no? E perché mi dite no? Chi lo sa, brava. Chi lo sa? Quella è accanto è una suora vera che fa vedere il seno o sì o no? Manco lo sapete, ma qual è il problema? E in effetti è vero, perché quella suora che si sta facendo vedere il seno, lo facciamo vedere ovviamente, era una mamma che si vestiva da suora e violentava il suo bambino di 7 anni. No, per capirci, no? Quindi tutto quello che vediamo non è vero che è vero quello che vediamo, perché può essere anche una manipolazione attraverso l'immagine di quello che io voglio far passare come informazione. Allora, quali sono i rischi? Tantissimi, l'abbiamo capito. Uno in particolare, volevo parlarvi in un minuto, la questione della pedofilia e della pedopornografia. Perché vedete, è bene che lo sappiate, internet non esiste l'anonimato, ciò che fate è rintracciabile, sempre, comunque e dovunque. Imparatelo questo almeno. E poi un'altra frase che io spesso dico, internet non dimentica mai. Cioè tutto quello che fate, anche del 96, io ho messaggi miei in un newsgroup del 95 e ancora sono là. Internet non dimentica mai, anche quando pensi che abbia cancellato qualcosa. Allora, evidentemente i tanti problemi che possono nascere portano a serie conseguenze che noi abbiamo bisogno di essere aiutati. Ecco, rivolgetevi ai genitori, alle persone, ai tutori. Ma quello che è importante, sto andando avanti per farvi vedere la parte che mi interessa, al di là dei virus che spesso ci sono, ma non sto qui a parlarvi, è dell'Osmocop, il nostro servizio contro la pedofilia e la pedopornografia, perché dobbiamo preoccuparci di una realtà che è presente nel mondo del web e nel mondo reale. Perché il pedofilo è il soggetto che non dovete pensare sia lo stupido di turno, sono vere e proprie anche organizzazioni che vanno dove sono i bambini, gli adolescenti, le persone, tra virgolette, definite fragili, che hanno bisogno di essere aiutate, di essere illuminate, di essere accompagnate, perché è una piaga dilagante e sconcertante. Qualcuno vedete che non ci crede in quello che sto dicendo io. Gli adulti sono convinti che sto parlando di fantasie o di esagerazioni. Per fortuna non è così, perché se noi abbiamo iniziato come associazione Metra ad aiutare fino ad oggi 1300 vittime, se noi abbiamo denunciato più di 3 milioni di portali pedopornografici, se l'anno scorso abbiamo consegnato alla Polizia Postale nazionale e internazionale 700.000 file corrispondenti a 450.000 minori coinvolti in questo mondo, allora pensate che non è sicuramente l'ultimo è stato proprio in una regione vicina alla vostra, è stato arrestato 2 settimane fa un disoccupato in un paesotto di 600 abitanti, si conoscevano tutti, anche le mucche e i cani, va bene? E tenete conto che era un bravissimo ragazzo per tutta la comunità e questo qua aveva impiantato un sistema per guadagnare migliaia di euro con 55.000 foto di bambini, adolescenti, anche del luogo
va bene? Che fotografava e vendeva al mondo. Stiamo parlando di un paesotto qua vicino, va bene, con 600 abitanti. Questo significa che è un fenomeno molto vasto, molto particolare e molto complesso. Quindi voi comprendete che il cyberpedofilo è questo pedofilo telematico che non è uno scemo, ma sono vere e proprie persone che vogliono relazionarsi con voi, con i minori, soprattutto con i più piccoli maggiormente, ecco, per cercare di trovare soddisfazione e godimento. Ecco, allora forse è un pazzo? No, non è un pazzo, perché le tecniche, l'adescamento, il riempimento del vuoto d'amore che spesso noi nostri ragazzi abbiamo, tanti bambini orfani con genitori vivi, bambini, ragazzi che non hanno più punti di riferimento, che sono sballottati come la canna al vento e quindi lì entra a far parte questa persona. Finisco. Questi sono i numeri nostri, guardate che lavoro facciamo, un lavoro importante per le polizie, per le magistrature, per salvare i bambini, per salvare gli adolescenti, per salvare le persone che possono essere dentro questo mondo. Allora voi comprendete che ad esempio abbiamo salvato questo bambino, abbiamo salvato questa bambina, ma questi sono soltanto 2 delle centinaia di migliaia di bambini coinvolti che hanno bisogno da parte nostra, ecco, di un aiuto. Questo è un dialogo con un pedofilo seriale. Ecco, perché tu raccogli le fotografie degli adolescenti su Facebook e su Instagram, quando sono magari col costumino, quando sono... Perché io colleziono e la mia collezione la metto a disposizione dei perversi come me. Capite cosa bisogna immettere, cosa bisogna mettere, cosa bisogna diffondere? Con intelligenza, con la testa, senza preoccupazione, ma almeno con intelligenza e con la testa. Poi il mondo del deep web è un altro mondo che non voglio qui parlarvi perché è qualcosa di incredibile. Noi sì e no conosciamo quello sommerso, quello sotto è di 550 miliardi più vasto di quello che noi conosciamo, dove lì veramente si svolge tutto e qualunque altra cosa. Io mi fermo qua, do la parola a Maria e possa veramente farvi comprendere che in questo deep web, il mondo oscuro, vedete, troviamo anche questo. Ecco, questo per farvi comprendere che non sono immagini da Photoshop, ma sono immagini di vostri coetanei, di vostre coetanee, di vostri ragazzi ancora più piccoli che vivono situazioni drammaticissime di cui noi abbiamo bisogno di aiutarli, di libellarli, di individuarli. Testa, intelligenza, cuore, ma soprattutto, credetemi, non esponete troppo la vostra vita perché accadrà la cosiddetta guerra digitale sull'identità digitale. Bene. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sarò breve perché vedo dalle vostre facce che siete abbastanza stanchi, né tantomeno oggi verrò io qui a farvi una lezione di diritto, non vi preoccupate. Chi di voi studia diritto a scuola? Tutti, bene, questo mi fa piacere. Ecco, così almeno ci comprendiamo forse meglio. Perché oggi siamo qui? Già forse lo avete capito. Non sicuramente per fare dei moralisti o per fare caccia alle streghe o per fare terrorismo psicologico, assolutamente no, perché noi viviamo oggi nel mondo del web 2.2, 2.0, 3.0, non so quale numero siamo arrivati, però è anche vero che ci rendiamo conto che voi ragazzi molto spesso subite queste tecnologie, perché molto spesso vi ponete di fronte alla rete internet, alle tecnologie, senza avere uno spirito critico, solo per spirito forse di emulazione nei confronti degli altri compagni, perché tutti fanno così, per spirito di omologazione, per esibizionismo. Sapete, la vostra età è un'età particolare, voi siete tutti adolescenti, e il cambiamento che voi percepite anche nella vostra personalità e soprattutto il vostro cambiamento fisico può portare, questo lo dicono gli studi di psicologia, o alla negazione di quello che state diventando oppure all'esibizionismo in una società che esalta molto la cultura dell'immagine. Per questo vi diciamo di stare attenti, perché questo esibizionismo in questa società e soprattutto in questo mondo che è internet, che è il mondo appunto del web,
può portare a delle conseguenze dannose per la vostra vita, per il vostro corretto e sano sviluppo psicofisico. Per questo oggi siamo qua, per questo oggi come da 20 anni ci occupiamo di infanzia, di tutela dell'infanzia. Immaginate, quando io ho iniziato con l'associazione Meter negli anni 90 ero ancora studentessa universitaria, e voi direte: ma come mai ti occupi di infanzia? Perché allora io per la prima volta, ad esempio, vidi l'immagine di una bambina di 18 mesi violentata e imessa in rete, 18 mesi. E io mi ricordo, non dormii per una settimana, io ancora ho impressa in maniera indelebile quell'immagine nella mia mente. Da lì poi mi sono laureata, mi sono abilitata, svolgo da più di 15 anni la professione di avvocato. Io ho 45 anni, sicuramente non sono una nativa digitale, io sono una nativa cartacea. Io all'età vostra non avevo internet, non avevo il cellulare, e insieme ai compagni facevamo le telefonate dalle cabine telefoniche. Forse nessuno di voi ha conosciuto una cabina telefonica con il gettone di 200 lire. Eppure non ho 70 anni, non ho 80 anni, ne ho 45, sono relativamente giovane. Però io non avevo internet, non avevo il cellulare, andavo in biblioteca a fare le ricerche, sfogliavo i libri, proprio sentivo l'odore. Ecco, l'olfatto a quell'epoca era un senso molto sviluppato, sentire proprio l'odore del libro, della carta. Forse oggi si è persa questa sensazione. Quindi dicevo, ci occupiamo di infanzia, ci preoccupiamo di tutelarvi, perché ci accorgiamo che la società, è vero, gli stati promulgano delle leggi che tutelano l'infanzia, però la società non aiuta a tutelare l'infanzia. E soprattutto non vi aiuta spesso a tutelarvi nel vostro rapporto con il web, nel vostro rapporto oggi più che mai, più che ieri, con i social network. Abbiamo visto che tutti siete iscritti in un social network, siete abbastanza grandicelli, non ci sono ragazzini di 13 anni, perché ad esempio Facebook impone che un soggetto che si iscriva debba avere almeno 13 anni, al di sotto del quale non sarebbe possibile iscriversi su Facebook. Però molti ragazzini di 10-11 anni hanno il profilo su Facebook. Ciò cosa significa? Che nel momento in cui si sono iscritti hanno cambiato l'età, hanno già quindi cambiato la loro identità, non è più lui. Ecco perché questo poi molto spesso induce i malintenzionati che troviamo in rete ad adescare quel soggetto, quel bambino, perché abbiamo visto che nel mondo del web, nel mondo di internet, c'è chi utilizza questo strumento con fini criminali. Perché dovete imparare una cosa, ragazzi, abbiamo già imparato una prima regoletta, che è quella sull'anonimato. Non è vero che in internet si naviga in maniera anonima. Ogni azione che tu compi su internet viene tracciata, no? Attraverso l'IP. Non a caso infatti la polizia con le indagini che compie riesce ad individuare attraverso l'indirizzo IP, attraverso questa traccia, molto spesso l'autore del reato. Non lo può fare in altri casi, ma non sto qui a dilungarmi su nozioni investigative. Quindi la prima regola è quella. La seconda regola: internet, quindi il mondo virtuale, non è avulso dal mondo reale, ha sempre delle ripercussioni nel mondo reale. Questo imparatelo, perché non è vero che ciò che fate in internet non si ripercuote nella vostra vita quotidiana. Anche perché dovete imparare un'altra cosa: internet, la rete, lo stare davanti a uno smartphone, davanti a una tastiera, abbassa tantissimo il livello della coscienza. Ditemi la verità, magari voi realmente faccia a faccia non riuscireste mai ad aggredire, a dire delle parolacce, delle parole pesanti ad un vostro compagno, però magari riuscite a farlo in rete, no? È più semplice perché non avete il contatto oculare con l'altro, con l'interlocutore, avete una tastiera. E questo vale per tutti i crimini che vengono commessi all'interno della rete, perché abbassa molto la percezione, il livello della coscienza. E poi internet, soprattutto per voi ragazzi, è uno strumento molto pervasivo e seduttivo. E non mi dite che non è vero, no? Vi prende,
vi prende, vi seduce e vi crea anche una certa dipendenza. Vi ripeto, in una società e in un'età, qual è la vostra, quella dell'adolescenza, in cui l'esibizionismo è molto pregnante. Ecco perché oggi si parla tanto in rete, e per questo vi mettiamo in guardia, del cosiddetto sexting. Che cos'è il sexting? Il sexting è una nuova tendenza in voi ragazzi, deriva da due parole, dalla crasi di due parole inglese, sex e texting, cioè sesso e pubblicare. Quello cioè di creare, no? Fare i selfie, magari in posizioni particolari, nudi, eccetera, e di metterli in rete, oppure riprodursi, produrre dei video e metterli in rete, magari indirettamente, li mandate al fidanzatino, all'amica, perché c'è questa esigenza in voi di esibizionismo. Vi faccio un esempio pratico. All'inizio c'è stato un momento in cui le telecamere vi hanno inquadrato. Io vi ho guardato, ero da questa parte, eravate tutti, chi si aggiustava i capelli e chi si metteva composta, eravate tutti presi dal fatto di esibirvi, perché vi stavano riprendendo. E quindi c'era chi parlava, il professore che parlava, ma voi eravate attenti a guardare la vostra immagine ripresa e trasmessa. Ecco, vedete, però è così. Quindi noi diciamo, perché diciamo di stare attenti? Perché queste immagini, questi video che voi inviate anche ad una sola persona, non potete controllarli, perché internet, cioè il problema della diffusività è enorme, e quindi tanto più è la diffusività, quindi tanto più è la carenza di controllo di queste immagini, tanto più è il danno che può arrecare. Ci sono stati casi di sexting, cioè di immagini che poi venivano veicolati da un cellulare all'altro, da un social all'altro, di ragazze della vostra età, che hanno portato anche al suicidio di quella ragazza, per il senso di colpa, per il senso di vergogna. Vedete la ripercussione poi nella vita reale, il danno che può arrecare nella vita reale. Ecco perché vi diciamo di stare attenti e soprattutto di porvi di fronte a questo strumento con uno spirito critico e di utilizzarlo nella maniera corretta, perché dovete utilizzarlo. È bellissimo mettersi in comunicazione con degli amici, parenti che si trovano dall'altra parte dell'emisfero, che si trovano in Australia. Con WhatsApp in tempo reale io mando l'immagine, il messaggio e mi risponde, non ho necessità di telefonare o di aspettare il fuso orario. Quindi porsi veramente con spirito critico. Poco fa facevo un esempio agli altri ragazzi che vi hanno preceduto. Ho chiesto: cos'è questa? Una penna. La penna a cosa serve? È lecito portare una penna in tasca? Sì, devo scrivere, è lecito portare una penna. Ma se io prendo questa penna e la conficco nell'occhio della vostra compagna che sta qua davanti, cosa ho fatto? Un uso distorto della penna, che non mi è servita più per scrivere, ma per danneggiare la vostra compagna. Cioè io ho utilizzato la penna come un oggetto atto ad offendere, si dice, come un'arma. Bene, la stessa cosa con la rete internet, con il telefonino. È uno strumento a nostro servizio. E tutto dipende dall'uso che ne facciamo, perché è vero, voi cercate di utilizzarlo per chattare, per comunicare, ma ci sono però dei soggetti criminali che lo utilizzano invece per arrecare del danno, soprattutto a voi ragazzi. Lo abbiamo visto con la pedofilia, la pedopornografia, lo vediamo con l'adescamento online, perché ragazzi dovete imparare che il vostro diritto all'immagine è un diritto inviolabile. Inviolabile sapete cosa significa? Che nessuno lo può violare. E voi sapete, chi ha studiato diritto, avete studiato anche la Costituzione italiana, immagino, no? E il diritto inviolabile, anche da un punto di vista sistematico all'interno della struttura della Costituzione, è all'articolo 2, quindi è un principio fondamentale, che l'Italia tuteli i diritti inviolabili dell'individuo, a maggior ragione quando sono minorenni. Quindi il diritto all'immagine, il diritto anche alla riservatezza dei dati personali. State attenti a non dare troppe informazioni su internet, su di voi, sulla vostra famiglia, perché è capitato che ladri malintenzionati hanno approfittato dell'assenza di una famiglia a casa perché era in vacanza altrove
E perché queste notizie erano state diffuse dai figli o anche dai genitori stessi, perché non pensate che gli adulti siamo tanto meno, tanto più intelligenti o più accorti nell'utilizzare internet. Ci sono mamme che passano dalla mattina alla sera il tempo a pubblicare le immagini della ciambella e di dare informazioni che riguardano la propria famiglia, la propria sfera. Ecco. Stare attenti, perché tutto può avere una ripercussione nel mondo reale. Anche qui, quando voi, ne abbiamo parlato, vi siete iscritti al social network, nel momento in cui avete creato l'account, il profilo, avete letto le condizioni generali del contratto? Perché sapete, le avete lette? No. Bravi! Non le leggiamo neanche noi adulti. Bravi. Allora, iscriversi ad un social significa stipulare un vero e proprio contratto. Avete detto che studiate diritto, sapete che cosa è un contratto, no? Lo sapete? No. Non lo sapete? Che cos'è un contratto? Alla stessa maniera di quando andate a comprare il motorino o la macchina o un bene immobile, una casa, stipulate un contratto. Quindi date il consenso, accettate le condizioni di quel contratto, cioè il contenuto di quel contratto. Ebbene, una delle condizioni fondamentali di quel contratto qual è? La cosiddetta dichiarazione di responsabilità e dei diritti di Facebook. Vi dice innanzitutto che va bene, i dati personali sono vostri, però, ecco dove sta l'inganno, nel momento in cui voi vi iscrivete, autorizzate Facebook a utilizzare quei dati in maniera non esclusiva, quindi li può cedere a terzi, e quindi date la licenza a Facebook di utilizzare quei dati e di poterli anche trasferire ad altri in sublicenza. Vedete? Ecco perché, però poi vi dice, ma fin tanto quanto durerà il rapporto? Non è vero, perché l'ho sperimentato su di me. Io, tempo fa, avevo un profilo su Facebook per motivi di studio, ho cancellato l'account, ebbene non è vero che i dati sono stati cancellati dalla rete, perché rimangono. A distanza di anni, cliccando il mio nome su Google Immagini, io ho trovato un'immagine che avevo caricato su Facebook, che era l'immagine del mio profilo, l'immagine del profilo, quindi non è vero. Eppure nella dichiarazione, nelle condizioni, Facebook dice che quelli sono dei dati coperti dalla proprietà intellettuale e che verranno poi eliminati nel momento in cui cancello l'account. Non è vero niente. E di questi esempi ve ne posso fare tantissimi, anche quando ad esempio scaricate le app sul vostro telefonino, una qualsiasi app, l'ho fatto poco fa in diretta, ma non la faccio perché ci vuole più tempo, con gli altri ragazzi. Prima di dire accetto, perché nel momento in cui voi cliccate installa, prima di dire esegui, accetto, vi compare una schermata, no? E vi dice questa app potrebbe, per accettare, per installarla, questa app ha bisogno che voi acconsentiate all'utilizzo di foto, video, la possiamo anche vedere, lo potete fare anche voi. Ora, quando andate a casa, installate qualsiasi app e vedete che cosa vi compare. Quindi state attenti quando dite ok, accetta, leggete prima che cosa comporta l'installazione di quell'app nel vostro telefonino e se non capite magari qualche termine, non abbiate paura a chiedere ai vostri insegnanti, ai vostri genitori, agli adulti. Ecco, per questo vi diciamo, abbiate uno spirito critico nei confronti delle tecnologie, non prendete tutto per buono, ma riflettete. Vero che oggi si parla di Homo interneticus, ma comunque l'Homo interneticus è sempre l'Homo sapiens sapiens, è l'uomo pensante, e quindi utilizzate la vostra testa, non fate le cose così per impulso o perché le fanno gli altri o per tendenza. Quindi abbiate questo spirito nei confronti delle vostre tecnologie. Concludo semplicemente consigliandovi un testo, forse qualcuno di voi lo conosce, un testo vecchio, un libro, un romanzo del 1950 ma attualissimo. Io sono una nativa cartacea e quindi vi voglio consigliare un libro, Io Robot di Asimov. È un libro attualissimo che parla delle cosiddette 3 leggi della robotica, che in sintesi parlano quindi di sicurezza, di servizio e di prudenza nel rapporto uomo-macchina, perché il robot non può danneggiare l'umanità, il robot, quindi la macchina, non può danneggiare l'uomo, ma è al servizio dell'uomo. Grazie. Vista l'assenza di Glauco, faccio gli onori di casa. Ringrazio naturalmente Don Fortunato per quanto ci ha detto in quest'ora.
Naturalmente ringrazio anche l'Avvocato Maria Suma per le precisazioni che ci sono state date. Ribadisco che c'è la possibilità di vedere tutto il materiale che è stato registrato durante quest'ora e nell'ora precedente sul sito soligoinrete.it. Ringrazio ancora una volta chi ha permesso di svolgere questo tipo di attività e ringrazio anche voi. Non l'ho fatto prima perché siete stati molto interattivi. Siete stati molto interattivi. Con Don Fortunato avete dato delle risposte molto immediate, molto... Giusto? Ho interpretato bene il pensiero? Sì, sì. E quindi questa cosa è servita molto anche a loro per riuscire ad essere efficaci nella comunicazione. Mi auguro che questi argomenti che abbiamo trattato possano essere ripresi anche dagli insegnanti nelle ore di lezione prossimamente, ciascuno secondo le proprie competenze, e se ci sarà la necessità eventualmente riprenderemo tutto. Grazie a tutti, buon ritorno e speriamo che riusciate a prendere ancora la corriera. Grazie.